tutti gli Emanuela, ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo delle braciole napoletane che sono ben diverse da quelle del nord, perché quelle del nord sono insomma la fetta di carne con l'osso e così via, invece quella napoletana, campana, ma un po' in tutto il sud, è quella di una carne arrotolata e ripiena. Vi lascio gli ingredienti e poi alla preparazione. Per farcire le nostre braciole, che in totale come peso sono 350 grammi tutti e due, ci serviranno pepe, sale, salame tipo Napoli, uvetta sultanina, dei pinoli, li potete mettere sia interi che, come ho fatto io, a granella, tostateli, del prezzemolo, del pecorino e dello spago, chiaramente, per poterle chiudere. Per i nostri piselli con le braciole ci serviranno dei piselli o surgelati o freschi o in barattolo, uno scalogno, altro prezzemolo, pepe, sale, dell'olio extravergine e vino per sfumare e brodo per poi allungare e far cuocere i nostri piselli e la nostra. Per le nostre braciole napoletane ci servirà della pezzacannella della palettina, ve la fate fare mezzo centimetro, delle belle fette grandi, in modo che poi le possiamo riempire e arrotolare. Sto mettendo il pecorino, mettiamo un altro poco di prezzemolo, io lo spezzetto un poco, poi ci mettiamo l'uvetta, non ammollatela, lasciatela così, poi ci mettiamo un po' della nostra granella di pinoli, o se mettete pinoli intero va bene lo stesso, un poco del nostro pepe, il salame, se volete cambiare la farcia della vostra braciola potete farlo tranquillamente, potete mettere al posto del salame del prosciutto, del formaggio invece che così diciamo in grattugiato invece intero, potete mettere quello che volete alla fine, tutto quello che vi piace, chiaramente stando attento un po' ai gusti, cioè non fare troppi contrasti insomma in quello che mettete all'interno. Pieghiamoci un poco questi lati in questo modo e poi ce la arrotoliamo. Aiutatevi sempre con le dita della mano a fare questo movimento. Ecco qui. E adesso chiaramente ce la dobbiamo chiudere. Prendiamo il nostro spago e incominciamo a fare questo, in questo modo. Poi ce lo passiamo sotto. E incominciamo a fare questo, mettiamo sotto, giriamo, facciamo così, facciamo un altro giro qui, in questo modo, continuiamo così, poi facciamo in questo modo, facciamo un altro giro e possiamo a questo punto chiudere. Allora, questo è un metodo, adesso ve ne faccio vedere un altro, così siete sicuri di poterlo fare in diversi modi. Vedete, chiuso di qua e chiuso di là e a posto. Riempita come l'altra, metodo diverso. Incominciamo a fare così. Con questo vanto è difficilissimo, comunque
Ok, così, senza farla arricciare, mi raccomando, e chiudiamo. Ok, tagliamo, 1 e 2, levate subito questi fili, metteteli in un contenitore da qualche parte, e poi guardate, è semplicissimo, un poco di spago, tagliamo, brodino, tagliate subito in una ciotola, in un piccolo contenitore, in modo da evitare che possano andare a finire nella nostra braciola praticamente, o nel nostro sugo. Continuiamo così fino a quando non abbiamo fatta tutta. Mettiamo 2-3 cucchiai massimo di olio nella nostra padella, bella calda, e poi, ora che è bello caldo, mettiamo la nostra carne, perché la dobbiamo sigillare. Non usiamo forchette, la carne non si deve fungere. Se la giriamo, la facciamo fare in tutti i lati. facciamo rosolare bene la nostra carne. Io ho aggiunto anche il vino e adesso lo faccio sfumare, prendendo un po' tutti quelli che sono i succhi che la carne ha. Ho messo a rosolare lo scalogno con 2 cucchiai di olio. Una volta che si è leggermente imbiondito lo faccio sfumare con del brodo o dell'acqua in modo che si appassisca. Ora che il nostro scalogno è appassito, io lo aggiungo alla nostra carne, metto anche un poco di acqua, in questo modo, aggiungiamo un altro po' di olio, non esagerate perché già c'era nello scalogno e nella carne che abbiamo fatto. Adesso riaccendiamo e aggiungiamo lo spicchio d'aglio. Ho messo anche lo spicchio d'aglio e adesso facciamo insaporire un poco e poi aggiungiamo i nostri piselli. Allo stesso modo potete aggiungere il passato di pomodori, però se mettete il passato, quindi li fate con la salsa, ricordatevi che a questo punto dovete mettere un poco di concentrato di pomodoro e poi la passata. Ho aggiunto i piselli. Facciamo insaporire un poco i nostri piselli, mettiamo il sale che finora non abbiamo messo, un po' di pepe se vi piace, il prezzemolo lo metteremo a fine cottura. Ecco qui. Adesso che si sono insaporiti possiamo aggiungere o il nostro brodo o acqua, ricordate il brodo vegetale. Ho aggiunto il brodo vegetale, abbasso la fiamma e faccio cuocere, poi vi dirò esattamente quanto tempo ha cotto. Dobbiamo portare a cottura, nel mio caso sono piselli questi qua surgelati, quindi diciamo che sono crudi e quindi devono cuocere un po' di più. Se voi usate quelli in scatola, chiaramente assaggiate la carne, ci vorranno all'incirca un 20 minuti per finire di cuocersi. Dobbiamo consumare tutto il nostro liquido. A metà cottura leviamo l'aglio, quindi aspettate 5 minuti e poi lo levate.
io non l'ho soffritto apposta per lasciare un po' il tutto più leggero, e chiaramente controllate sempre che ci sia del liquido fino a quando non passano almeno i 20 minuti della cottura della carne. Cotti i piselli e anche le braciole, io le levo e le faccio raffreddare per poi poterle tagliare. Decidiamo noi se tagliarle a pezzi grandi, a pezzi piccoli, a fettine, decidiamo noi. Leviamo lo spago. Ecco la nostra braciola napoletana con piselli, pronta per essere servita. Due possibilità, o a fettine o tagliata in due, come volete. Buon appetito!